Venezia sta diventando l'ultima provincia del Veneto, ultima in termini di occupati, ultima in termini di tasso d'occupazione. I dati del Ministero delle Finanze indicano Venezia come il comune capoluogo con il reddito pro capite più basso di tutto il nord-est. La CGIL rilancia l'allarme per l'intera provincia, che si candida ad essere la più povera del Veneto. In controtendenza col resto della regione, nel 2023 la crescita del tasso di occupazione della città metropolitana è stato quasi nullo rispetto al 2022, il dato peggiore dopo Rovigo, e spesso si tratta di lavori poco retribuiti e precari. Nel nostro territorio l'unica economia che continua a crescere e ad avere un numero di occupati dignitoso è l'economia turistica. Ma questa economia sta creando un lavoro che sempre i dati evidenziano è un lavoro precario, con condizioni, come abbiamo più volte sottolineato, non adeguate, sia in termini retributive che soprattutto anche in termini di tempi di lavoro. Come per il Comune di Venezia, anche per la città metropolitana, secondo il sindacato servirebbero politiche di sviluppo che vadano oltre il turismo, un comparto che, dati alla mano, si è rivelato gravemente insufficiente nel reggere da solo le sorti dell'economia. L'industria non dà segnali di ripresa, le costruzioni rimangono stabili e c'è una forte riduzione delle attività di servizi non direttamente collegati al turismo. Una situazione che, secondo la CGIL, rende drammaticamente urgente un cambio di passo politico, a partire dal finanziamento della ZLS, la zona logistica semplificata per Porto Marghera. Servono risorse per l'industria, servono risorse per le bonifiche, serve un piano di sviluppo del nostro territorio. Servono retribuzioni più alte per i lavoratori e le istituzioni devono investire e dare messaggi chiari che da questo punto di vista non solo arriveranno risorse, ma arriveranno anche scelte politiche chiare per far tornare Venezia un fattore di crescita e di sviluppo di tutto il Veneto.